Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Allora, al centro del cammino della Quaresima naturalmente sta Gesù e Gesù crocifisso. La Quaresima, come ho cercato di spiegarvi in altre occasioni, è il tempo di preparazione alla Pasqua che precede la Pasqua e nell'antichità rappresentava l'ultimo tratto del cammino di coloro che avevano chiesto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, dei cosiddetti catecumeni, i quali il mercoledì delle ceneri, così come è avvenuto lo scorso mercoledì delle ceneri nella nostra cattedrale, venivano eletti, scelti dal vescovo perché potessero ricevere i sacramenti del battesimo, della cresima e dell'Eucaristia durante la grande veglia pasquale, i tre sacramenti che fanno il cristiano. La Quaresima, da tempo battesimale, da tempo di preparazione al battesimo, nel corso dei secoli si è caricata anche di un valore penitenziale, tanto che per un determinato periodo della storia, almeno fino al Concilio Vaticano II, la Quaresima veniva ritenuta essenzialmente il tempo della rinuncia, il tempo della mortificazione, della penitenza. Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quello che a me interessa mettervi in evidenza è questo di Maria Termino. Avete letto, pochissime parole ha speso. Su di lei non sono stati scritti né libri né sono state fatte grandi cose, se non una fondazione che continua la sua opera e di cui adesso vedremo un video. Il suo è stato un sì alla vita, soprattutto perché si è prodigata per questi bambini. La pediatra e la svolta professionale, anzi vocazione, è avvenuta appena dopo la laurea, quando, insieme a un gruppo di scout, trascorse un periodo in alcune missioni del Kenya. Da allora lavorò sempre alternando l'Italia a qualche paese africano, Kenya, Tanzania, Burkina Faso e Canada. Di come spiccava nel lavoro e per la sua semplicità di fede del Signore. Di come abbia passato notti insonni a vegliare bambini, non suoi. Sappiamo delle sue ribellioni davanti alla sofferenza dei bambini, ai loro gemiti agonici, del dolore alle loro mamme e dei loro papà. E sappiamo di come davanti a tutta questa sofferenza non abbia mai smesso di combattere, rifiutando però l'idea di essere un eroico Don Chisciotte. Partendo da prima Ogni anno in Africa subsahariana 265.000 donne muoiono a causa del parto e 1.200.000 bambini perdono la vita nel loro primo mese. Medici con l'Africa lancia un forte appello per il sostegno al progetto Prima le mamme e i bambini in 4 paesi dell'Africa. Come? Con 15 euro garantisci un trasporto in ambulanza. 15 euro, ragazzi, neanche il costo di una pizza. 40 euro puoi donare a una mamma l'assistenza durante il parto. 100 euro è il costo di un parto cesareo, 250 euro il costo di una borsa di studio per un'ostetrica. Così nascondi la pasta, dai.